di addio al referendum sull'indipendenza. È stato un suo grande cavallo di battaglia, adesso finisce tutto? No, assolutamente no. Allora si è fatto un conto corrente per raccogliere i famosi 14 milioni di euro, che è il costo reale per celebrare un referendum in Veneto. Sì. Si sono raccolti solo 114 mila euro, se non ricordo male. L'impegno era quello che se qualcuno chiedeva la restituzione si restituivano i soldi, tant'è vero che sono parecchi cittadini che hanno chiesto restituzione, però questo non significa che abbiamo rinunciato al referendum. Sì. Voglio anche dire che la via referendaria è una via che vogliamo perseguire, però se qualcuno avesse dubbi sulla serietà di quello che sto dicendo, pensi solo al fatto che nonostante la Catalogna sia un grande esempio, Sì. e da una storia referendaria più vecchia della nostra, ancora a tutt'oggi non ha celebrato il referendum, perché i problemi giuridici ci sono e sono evidenti. Però solo 1363 veneti hanno donato una somma per finanziare, sono un po' pochini rispetto ai milioni di abitanti che abbiamo in questa regione. Guardi, io penso che i veneti siano disponibili ad affrontare un referendum senza nessun problema. La verità è un'altra, io andrei a chiedere conto magari a coloro che andavano in giro a dire che avevano milioni di euro da parte dei finanziatori pronti a finanziare. E queste sono cose che dobbiamo affrontare con serietà. Penso che la Catalogna stia indicando la via, però giustamente la Catalogna, che è il nostro punto di riferimento, a tutt'oggi non ha celebrato il referendum, lo aveva annunciato per il 9 novembre 2014, ma poi di referendum ufficiali non sono mai stati Quindi hanno gli celebrati. stessi problemi pure loro, in poche parole, ma si Sì, farà sono o problemi di Costituzione. Ma non si, io spero non proprio si sì, farà, cioè, anche si perché capisce, dai, che non si farà, si capisce, no? Sarà un po' guardi, difficile. non è proprio così. Mm. Intanto c'è una realtà in Europa che l'ha celebrato, che è la Scozia, Mm. dimostrando fra l'altro qualcosa che molti indipendentisti non condividono. La Scozia è passata prima per l'autonomia e poi per l'indipendenza, con la devolution, no? Per Sì. cui io penso che anche questi due aspetti, l'autonomia e l'indipendenza, che sono cose diametralmente opposte, però in un percorso come quello scozzese possono funzionare. Mm. E io le dico una cosa adesso, però arriva un messaggio del nostro Prego. ascoltatore che dice: dove posso versare? Neanche lo sapevo. Non è che la comunicazione è stata un po' troppo debole allora per questa cosa? Guardi, se ne è parlato a Iosa. Devo anche dire che l'apertura del conto è stata preceduta da una polemica che sarà durata minimo un mese e mezzo sul fatto che non aprivamo il conto, che non eravamo veloci, che la legge prevedeva di dare possibilità anzi prevedeva l'obbligo di autofinanziare il referendum. Per cui a me spiace che questo cittadino non abbia saputo, ma noi abbiamo potuto fare quello che potevamo. Voglio anche ricordare una cosa ai ben pensanti che fanno sempre lezione, Sì. ma non mi riferisco a questo cittadino, che si poteva anche programmare una campagna di comunicazione su questo referendum, però ricordo anche che sarebbe stata tranquillamente impugnata per danno erariale, perché a me ci impugna. Che costa poi, ecco, infatti. Comunque la